In sostanza io è come se venissi a fare delle fotografie senza la macchina fotografica e tu dici perché? Perché non ti porti la macchina fotografica se vuoi fare delle fotografie? Perché farei delle pessime fotografie, non mi verrebbero male, non sarei contento del risultato. Invece con i mezzi del disegno penso di fare delle fotografie accettabili. Un paesaggio del genere io posso farlo solamente osservando la realtà, quindi è come si può dire, è una prima traccia, è una traduzione, un racconto del paesaggio, cioè la testimonianza che qualcuno è stato qui e ha guardato questo paesaggio. Ma devo dire che l'Etna in particolare è un luogo che naturalmente conoscevo perché, essendo di Catania, come dire, è un luogo dove si è stati. Poi ho scelto qui perché è un paesaggio scomodo, perché non deve avere nulla di fantasioso, o meglio, cioè non quel tipo di fantasia che in genere siamo abituati a pensare, no? Campi fioriti e cose del genere, no? Paesaggio disagevole, strano, è un paesaggio che attrae ma allo stesso tempo poi uno se ne va perché è meglio così, un paesaggio che può cambiare da un momento all'altro, è momentaneo, è un paesaggio dove vedi la creazione e allo stesso tempo vedi la distruzione. Ed è questa la cosa che mi interessa, per cui qui non c'è nulla da inventare, c'è solamente da riprendere e con il disegno, con la fotografia, cercare di rendere in una maniera più sintetica possibile. Qui c'è una scelta di sintesi, anche la rinuncia al colore fa parte di una scelta. È come lavorare, insomma, in bianco e nero.
Caspita. È bellissimo, non c'è niente da dire, cioè io sono sempre attratto da lì, da quella scenografia, capito? Sono sempre attratto da quella cosa lì, che qui la luce va fin troppo bene, quella è la cosa che comunque mi attrae, è sempre quella. No, a me interessa molto spesso il paesaggio, il cui orizzonte è dopo quello che si vede, il vero orizzonte, e quindi rimane, come dire, un po' misterioso, no? Che non porta, cioè che non ha certezze, non è un paesaggio che ti dà certezze, cioè, ma al contrario non ti fa capire dove sei esattamente, non ci sono molti punti di riferimento. E poi naturalmente c'è la scelta dell'inchiostro nero con la roccia nera, per cui è una cosa semplice questa, che però ho pensato molto, che questo nero dell'inchiostro, oltre ad essere l'ombra dell'immagine, fosse anche il nero della pietra lavica. E, come dire, sono cose semplici, però credo che il paesaggio che è dipinto, il disegno, debba essere in fondo semplice, non è una cosa complicata. Come dire, cioè la messa a fuoco richiede anche del tempo, anche se è velocissimo, mentre scattare così come scattare senza aggiustare la macchina fotografica viene una foto sbagliata, però viene. Comunque si coglie un'impronta, l'immagine è più astratta, sicuramente meno descrittiva, ma nel disegno questa cosa secondo me è fascinosa, cioè un'immagine più come dire, più astratta. Ecco perché poi in fondo, vedi, cioè sto riportando, è vero che sto facendo disegno dal vero, però è anche vero che sto facendo ciò che desideravo prima ancora di venire, quindi in qualche modo sto unendo la visione, quindi il disegno dal vero, un lavoro dove la fantasia non c'entra nulla, con un'idea che avevo di paesaggio in bianco e nero prima ancora di venire, perché un po' questo paesaggio comunque lo conoscevo, però questa è la prima volta che lavoro qui sull'Etna. Ok, va bene. Questo non mi dispiace. Mi dispiace. Devo dire che ho anche una certa fretta a completare i lavori e questo potrebbe essere una nota negativa, perché chiunque direbbe che le cose non si fanno in fretta, non si fanno di fretta, perché le cose di fretta vengono male. Ma in effetti io non cerco la fretta, io cerco la velocità giusta. La velocità giusta. Ma in fondo, anche quando un paesaggio è eseguito rapidamente, è perché comunque è stato pensato in un tempo un po' più dilatato prima, per cui c'è una preparazione prima di andare in un luogo. Ecco, per me in realtà non si tratta di una scoperta improvvisa, perché è difficile fare un buon paesaggio quando lo vedi per la prima volta. In genere devi prendere confidenza col paesaggio, cioè vi dovete riconoscere, perché comunque il paesaggio si fa assieme.
assieme a che cosa? Il paesaggio si fa assieme al paesaggio, che deve in qualche modo accettare la presenza di un pittore che in qualche modo inquina il paesaggio stesso con la sua presenza, no? È come rivedere un album di fotografie, perché naturalmente, anche se, come dire, non c'è l'impronta del file, non c'è la pellicola, però c'è l'occhio e l'inchiostro, comunque c'è la macchia. In sostanza la camera, la macchina fotografica sarei io, il pittore, in sostanza, no? Come dicono alcuni fotografi, proprio per insistere sulla fotografia, la fotografia si fa con i piedi, cioè camminando, andando nei posti.